Una sconfitta per il commercio, ma anche una sconfitta per l'intera società. Il presidente di Ascom Treviso, Guido Pomini, giudica così la sentenza della Corte Costituzionale sulle aperture domenicali indiscriminate. Un provvedimento che, secondo l'associazione di categoria, non porterà né crescita né occupazione, ma solo danni e disagi per l'imprenditoria esistente e per i lavoratori. Rincara la dose Massimo Zanon, presidente veneto di Confcommercio, che parla di grossolane bugie quando si dice che così ci si è adeguati all'Europa. Non c'è invece un paese in Europa che ha questa legislazione attiva. E non è vero nemmeno che le aperture indiscriminate facciano guadagnare di più la grande distribuzione. E neanche aggiungendo la domenica non riescono a fare i fatturati che si erano prefissi, quindi hanno la bocciatura su tutta la linea, ma non vogliono accettare perché si sono già posti altri obiettivi, cioè tra grossi qualcuno deve saltare anche tra loro. A questo punto il segretario degli artigiani di Mestre chiede che anche gli uffici pubblici siano aperti tutte le domeniche. Tengono aperti anche i servizi pubblici il sabato mattina o la domenica mattina, perché se questa gente lavora, è costretta a lavorare con i loro dipendenti, non hanno tempo per andare a fare quelle pratiche che invece sarebbero necessarie tutti i giorni per la loro vita.